Mi sembra che sia un po' ottimistico pensare che io possa prevedere il futuro e il futuro di 100 anni. Sono qui qui e a distanza, fior di professionisti, antropologi, filosofi, statistici, matematici, eccetera, che hanno sicuramente numeri e linee di tendenza più accurate della mia, per cui io sono qui ad ascoltare. Ci siamo accorti a livello di CDA da sempre che ci sono due dinamiche. Una è la rotellina che richiede dell'ingranaggio per la quale noi dobbiamo dare le case in affitto oggi, domani, dopodomani. L'altra rotella che gira con una dinamica diversa, con una scansione diversa, è quella di preparare le case. Quindi bisogna raccordare questi due ingranaggi per far sì che le case del futuro siano in linea con le richieste demografiche del futuro.